Uno scambio di provette di sangue prelevato a due pazienti omonimi, entrambi in cura all'ospedale di Pieve di Cadore, avrebbe portato a somministrare dosaggi errati di farmaci tali da causare il decesso di uno dei due degenti. E questo è il quadro accusatorio che la Procura di Belluno ha disposto in aula durante l'udienza del processo che vede alla sbarra con l'accusa di omicidio colposo 4 medici in servizio all'ospedale di Pieve di Cadore, tra questi anche il diabetologo veneziano Daniele Di Vido di 51 anni. La vicenda giudiziaria riguarda la morte dello storico Alberto Giacobbi, presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che risale alla primavera di 3 anni fa. Secondo la Procura di Belluno, l'uomo morì per infarto dopo che i medici non avrebbero disposto una visita cardiologica che avrebbe potuto tempestivamente evidenziare i segni tipici di una ischemia miocardica. Ieri in aula il giudice Antonella Coniglio ha deciso di nominare un proprio perito e consulente tecnico d'ufficio per fare chiarezza sul decesso. La famiglia dello storico si prepara a una maxi azione civile contro l'azienda sanitaria delle Dolomiti.